La FISM è un'associazione, una federazione delle scuole materne italiane, appunto della Regione Veneto, che raggruppa i gestori, in particolare 1073 scuole che presentano anche il nido integrato, almeno il 35% di queste. È un sistema che dà lavoro a 9.200 dipendenti, di cui oltre 6.000 educatrici e docenti. Abbiamo educati e scolarizzati circa 93.000 bambini. Chiediamo un impegno sui fondi 2014, che purtroppo non abbiamo ancora ricevuto, cioè il contributo di 21 milioni di euro destinato ai nidi e di 21 milioni di euro destinati alle scuole dell'infanzia. Parleremo anche dell'impegno sul 2015, dato che sul 2015 sono stati stanziati non 42 milioni, cioè 21 per gli asili e 21 per le scuole materne, ma dal bilancio previsionale passato appunto dalla giunta regionale al consiglio, ed è per questo che siamo qui oggi, insomma, ne sono previsti 16 per le scuole materne e 21 per le scuole, per i nidi. Quindi è importante far chiarezza anche su questo, insomma. Gli enti di formazione professionale identificati coi centri di formazione distribuiti in tutte le province del Veneto sono circa 100. I dipendenti sono circa un 2000 fra docenti, formatori e personale non docente, e i ragazzi e ragazze che stanno usufruendo di questo nostro servizio per assolvere il loro obbligo scolastico e formativo sono circa 19.600. Ci sono centri che in questo momento qua vantano una considerevole, avanzano un bel po' di soldi da parte della regione e quindi sono in arretrato con gli stipendi, potrebbero anche avere il problema di un'eventuale chiusura. Al Presidente e ai capigruppo del Consiglio regionale cosa chiedete? Beh, una certa continuità, una certezza nella continuità di finanziamenti, ovviamente anche per quanto riguarda il bilancio 2015 e quelli successivi. Una programmazione che sia una programmazione pluriennale, in modo tale da consentire anche ai centri di formazione professionale di crearsi una proiezione futura che sia anche abbastanza tranquilla.